buonasera a tutti, ben trovati ai nostri consueti appuntamenti del venerdì del terzo settore. Do subito questa sera la parola al professor Miele per i saluti introduttivi. A lei professore, grazie. Bene, buonasera a tutti. Svolgiamo questa sera un seminario che era stato originariamente previsto, come voi sapete, prima di questo terribile periodo. Era stato originariamente previsto per il 13 marzo scorso. Io non faccio un'introduzione, faccio solo dei saluti veloci, dei ringraziamenti. Fin dall'inizio, quando avevamo chiesto ai due colleghi, il professor Andrea Bettetini, ordinario di diritto ecclesiastico e canonico alla Cattolica di Milano, e al professor Ilia Pasquali Cerioli, ordinario di diritto ecclesiastico all'Università Statale di Milano, avevamo chiesto la disponibilità ad intervenire. Devo dire che c'è stata la massima accondiscendenza, e di questo, come li avevo ringraziati all'epoca, li ringrazio anche questa sera. Il tema è un tema di stretto profilo giuridico e dà anche un interesse pratico molto concreto. Ecco. Questo è il motivo per cui mi taccio e passo la parola per l'introduzione al professor Ilia Pasquali Cerioli, che ancora ringrazio. Bene, grazie al professor Miele e molte grazie per l'ospitalità. Una buona sera a tutte le persone che sono in ascolto. Sono particolarmente lieto di poter intervenire e sono particolarmente lieto di poter intervenire anche nel fare una presentazione a un intervento del professor Bettetini. Qui mi lega un rapporto di sincera cordialità, non solo accademica ma anche personale. E tra l'altro, per il tema che ci riguarda, è uno dei massimi esperti della materia, per cui sono particolarmente lieto di poter intervenire in questa occasione. Prima di dire due parole introduttive, che saranno necessariamente brevi per lasciare spazio all'illustrazione di una tematica così complessa, così ricca, così articolata, permettetemi però un ricordo del professor Giuseppe Dalla Torre, che è mancato ieri, un grande maestro delle nostre discipline. La sua scomparsa, devo dire, improvvisa ha sconvolto la comunità accademica, ma non solo la comunità accademica. Aveva un profilo molto noto anche al di fuori degli studi universitari per i suoi ruoli istituzionali, per cui mi sentivo di fronte a tutti i colleghi e a tutti voi di esprimere un sentimento di cordoglio per questa scomparsa. Ecco, allora, venendo all'introduzione rispetto alla nostra tematica, vorrei solo proporre al nostro uditorio un paio di interrogativi di carattere generale che possano condurre a qualche riflessione, per certi versi critica, a una tematica strettamente legata a questioni specificamente tecniche e operative. La prima questione che vorrei verificare e che vorrei proporre a voi è un interrogativo iniziale, e cioè a che titolo gli enti ecclesiastici o gli enti religiosi possano partecipare al perseguimento di finalità di interesse generale, essendo afferenti a confessioni religiose che sono notoriamente dei soggetti collettivi che appartengono a un ordine distinto da quello dello Stato. Quindi un interrogativo di fondo che vuole sottolineare proprio la ragion d'essere di un rapporto così particolare tra finalità generali e invece enti che sono caratterizzati da natura, diciamo, mista, non soltanto strettamente ecclesiasticistica, ma, come vedremo dopo, anche canonistica. Allora, la risposta a questa domanda, che è ovviamente retorica, si ritrova all'interno proprio di un'accezione italiana del principio supremo della laicità dello Stato. Il principio supremo della laicità dello Stato ci dice che la partecipazione a finalità di interesse generale è dominata, regolata dal principio pluralista. Quindi non è escluso che siano perseguiti interessi generali anche coinvolgendo enti che rappresentano una natura altra
rispetto alla secolarità dell'ordinamento statuale. Questo, diciamo, questo portato noi lo ritroviamo nel volto stesso della Costituzione formale, perché lo ritroviamo espressamente nel principio di sussidiarietà orizzontale, quindi all'articolo 118, ma lo ritroviamo con un riferimento a una disposizione specifica che è parte integrante di questo principio supremo, che è l'articolo 20 della Costituzione. E poi ci tornerò un attimo. Allora, l'articolo 20 ci dice che il carattere ecclesiastico, il fine di religione o di culto di un'associazione o di un'istituzione non può essere causa, nel nostro caso, di limitazioni legislative in ordine all'attività di questi enti. Che cosa vuol significare quindi questa disposizione costituzionale? Che il fatto che un ente sia un ente religioso non determina che debba essere escluso anche rispetto al perseguimento di finalità di interesse generale. Quindi questa specificità o specialità di disciplina non può essere un ostacolo alla partecipazione di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni al perseguimento di queste finalità. È una notazione che, devo dire, rende il senso della ricchezza del nostro principio di laicità. Rispetto alla riforma del terzo settore c'è un'ulteriore questione, secondo me, e aspetto da sottolineare, e cioè la responsabilizzazione nel perseguimento di questi interessi generali che grava comunque sugli enti religiosi. Allora è corretto che gli enti religiosi partecipino a queste finalità, ma per partecipare alle finalità di interesse generale devono acquisire un livello di trasparenza e responsabilità che la riforma fa proprio. In particolare mi riferisco al decreto legislativo 117 del 2017 che tutti conoscete, nel momento in cui dice che questi enti, per perseguire, diciamo, correttamente e solidamente queste finalità, devono avere un patrimonio separato rispetto al patrimonio, diciamo, che li caratterizza nella loro natura di perseguimento dei fini specifici di religione e di culto, e debbano tenere delle scritture contabili distinte. Ecco, allora, una natura attenta alla qualità, diciamo così, religiosa di questi enti, ma anche trasparenza e perseguimento di finalità di interesse generale con delle forme di, come possiamo dire, di responsabilizzazione anche di ambiti specifici della loro, degli strumenti della loro operatività in concreto. Ecco, questo è un elemento, a mio avviso, molto importante e molto interessante da valutare e di sicuro significato. Ecco, un'altra annotazione che potremmo fare è legata al rapporto tra l'articolo 117 e l'articolo 118, e quindi è vero che questi enti hanno il diritto di perseguire finalità di interesse generale, ma quell'interesse generale nei suoi livelli di garanzia essenziale deve essere comunque determinato sulla scorta di parametri che debbano valere uguali per tutti. Quindi in questo senso possiamo dire che la riforma nei suoi profili di attenzione alla responsabilizzazione anche degli enti ecclesiastici contribuisce e rappresenta senz'altro un profilo di attuazione di questo principio supremo, di laicità in particolare dell'articolo 20. Se dobbiamo invece, dal mio modesto punto di vista, muovere una critica sempre di carattere generale a questa riforma, io lo farei riferendomi un po' alla scelta, forse tradizionale, che il decreto legislativo 117, ma non solo, compie diciamo, ai soggetti individuati. Allora, i soggetti individuati sono, con un piccolo mutamento di lessico, gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Quindi si passa dalla locuzione enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, tipica della legislazione di matrice bilaterale Stato-Chiesa o Stato-confessioni diverse, a una locuzione un po' più ampia, enti religiosi civilmente riconosciuti. Ecco, questo però forse irrigidisce un attimo il sistema. In che senso? Noi sappiamo che un ente, per acquisire la personalità giuridica come ente
ecclesiastico o religioso civilmente riconosciuto ha soltanto 3 vie. Una via è quella di avere riconosciuta la personalità ai sensi della legge 222 del 1985 del decreto di attuazione per quanto riguarda gli enti cattolici. L'altra via è quella di utilizzare gli strumenti previsti dalle leggi di approvazione delle intese con le confessioni diverse dalla cattolica ai sensi dell'articolo 8 terzo comma della Costituzione, e l'ultima via è quella stabilita dall'articolo 2 della vecchia legge mussoliniana 1159 del 29. Quindi per enti religiosi civilmente riconosciuti noi dobbiamo probabilmente intendere solo quegli enti che abbiano un collegamento stretto con le confessioni religiose di appartenenza. Rimangono quindi, a mio avviso, esclusi da questa disciplina gli altri enti religiosi che non abbiano collegamenti così stretti con le confessioni e che invece siano comunque caratterizzati da finalità di religione o di culto, seppur non connessi a questi grandi ordinamenti madre, chiamiamoli così. E questa esclusione, dal mio punto di vista, forse determina un profilo di incompatibilità proprio con l'articolo 20 citato in precedenza, perché l'articolo 20 protegge in parità di trattamento non solo gli enti connessi alle confessioni religiose, ma qualsiasi ente che abbia una natura di carattere religioso o di culto o che debba essere inteso ecclesiastico ma sprovvisto della personalità giuridica ai sensi di, di quei percorsi di riconoscimento che ho brevemente elencato in precedenza. Ecco, quindi possiamo dire che se la riforma e l'articolo 20 sono andate a braccetto nel percorso di responsabilizzazione, forse non è altrettanto così laddove si è cercato o si è deciso in maniera forse un po' tradizionale di permettere solo agli enti confessionali di avere la possibilità di costituirsi con un ramo ETS nel rispetto della loro natura. Gli altri enti, infatti, se volessero costituirsi in ETS, dovrebbero utilizzare il percorso comune previsto per qualsiasi altro soggetto che voglia percorrere, diciamo, questa strada. Sono solo queste le osservazioni preliminari e introduttive che volevo proporre alla vostra attenzione e lascio senz'altro la parola al professor Bettettini e vi ringrazio. Ovviamente sono a disposizione nel caso aveste qualche domanda a fine lezione. Grazie ancora. Grazie al professor Ilia Pasquali Cerioli che ha, devo dire, tracciato, per così dire, le colonne portanti della riforma in relazione appunto agli enti religiosi e che saranno, suppongo, sviluppati da Andrea Bettettini, al quale passo la parola. Benissimo, io vi ringrazio il professor Miele per l'invito, ringrazio il professor Pasquale Cerioli per l'introduzione nella quale ha indubbiamente nucleato alcuni dei profili problematici nella nostra tematica odierna. Una tematica quindi, come è stato evidenziato, da un lato specifica, da un lato molto tecnica, e al contempo che cerca, come dire, di mettere assieme due ambiti, quello del terzo settore e quello degli enti confessionali, che finora hanno trovato, come dire, non sempre una facile congiunzione. Forse il primo anello di congiunzione è stato proprio la normativa sulle onlus a suo tempo. Ma vediamo adesso, io penso sia essenziale innanzitutto, anche alla luce di quanto ci ricordava il professor Pasquale Cerioli, individuare la categoria degli enti religiosi, o in questo caso io mi rivolgerò soprattutto tenendo presente la tematica evidenziata dal professor Pasquale Cerioli, quindi questa problematica di esclusione degli enti che non abbiano un collegamento istituzionale con una confessione religiosa,
Io al momento mi limiterò, almeno in questa parte introduttiva, in questa parte iniziale della mia relazione, a trattare degli enti confessionali civilmente riconosciuti, e quindi concretamente mi riferirò soprattutto, anche se non esclusivamente, agli enti della Chiesa cattolica, per motivi molto semplici. Da un lato un motivo, chiamiamolo pure quantitativo, che sono la maggior parte oggettivamente, quindi anche nella professione sarà molto più facile incontrare un ente della confessione cattolica piuttosto che un ente di un'altra confessione, e poi anche perché le norme che disciplinano gli enti cattolici sono in realtà molto spesso quelle, come dire, il punto di riferimento delle norme che regolano anche gli enti delle altre confessioni religiose. Vediamo allora adesso cosa si intende per ente religioso, o per meglio dire in questo caso per ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Da un lato, come evidenzio in questa slide, è necessario un procedimento di riconoscimento, un procedimento di tipo concessorio. Per gli enti ecclesiastici non si applica infatti il DPR 361 del 2000, ci ricordiamo bene, infatti l'articolo 9 secondo del DPR 361 del 2000 ricorda che nulla è innovato nella disciplina degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti in base alla legge 222 del 1985, ovvero degli enti delle altre confessioni religiose riconosciute secondo le leggi di approvazione di intese stipulate secondo l'articolo 8, terzo comma. Quindi si richiede ancora, quindi in definitiva, un atto qualificatorio il cui effetto è l'attribuzione della personalità giuridica di diritto civile all'ente considerato. Abbiamo quindi un procedimento per il quale si richiedono alcuni requisiti che sono di carattere soggettivo, di carattere oggettivo. L'ente deve avere una sua residenza in Italia, l'ente deve avere l'assenso dell'autorità ecclesiastica al riconoscimento civile dell'ente, l'ente deve avere soprattutto essere costituito o approvato dall'autorità ecclesiastica competente, quindi l'ente deve avere, qui ritorniamo sul punto, un collegamento istituzionale molto forte con la confessione di appartenenza. Quindi deve essere costituito o approvato, che non sono poi termini anche, come dire, casuali, quelli usati dal legislatore, in quanto corrispondono a delle specifiche realtà dell'ordinamento canonico, in quanto l'atto costitutivo attribuisce personalità giuridica all'ente canonico, personalità giuridica di diritto canonico. L'approvazione riconosce la soggettività dell'ente canonico senza attribuirgli personalità giuridica. Questo significa che con la legislazione pattizia lo Stato riconosce la personalità giuridica di diritto civile sia di soggetti che abbiano di centri di imputazione di effetti giuridici pluripersonali o con pluralità di beni che abbiano personalità giuridica nell'ordinamento canonico, sia di soggetti che abbiano semplicemente, appunto, scusate la ripetizione, una soggettività giuridica senza essere persone giuridiche nell'ordinamento canonico. Quindi nell'ordinamento canonico è molto chiara la distinzione fra personalità e soggettività, distinzione che è anche ben comune nel nostro ordinamento. Ciò posto, vi è un altro requisito essenziale. Vi è un requisito essenziale, forse il più importante per il riconoscimento dell'ente ecclesiastico ai sensi della legge 222 del 1985, legge che ricordiamo ha reso esecutivo un protocollo in materia di enti e beni ecclesiastici stipulato fra Stato italiano e Chiesa Cattolica il 15 novembre del 1984. Ebbene, gli enti che chiedono il riconoscimento
devono avere un fine costitutivo ed essenziale di culto e di religione. Ora vediamo quali sono. E la legge non si limita, la legge 222, come vedremo tra poco, non si limita a dare una definizione, ma riempie di contenuto questa definizione, nel senso che specifica quali sono le attività di culto e di religione, come vedremo tra poco. E la finalità, scusate, le attività devono essere effettivamente svolte. Naturalmente non basta una sorta di, come dire, autodichiarazione, è necessario anche comprovare che l'ente svolga effettivamente l'attività di culto o di religione. Quindi non basta quanto l'ente dica di se stesso nello statuto, ma deve essere comprovato che effettivamente l'ente svolga questa attività. Attività che per alcuni enti della Chiesa Cattolica si presume iuris et de iure, senza ammettere prova contraria. Ossia vi sono enti per cui l'autorità amministrativa non può discrezionalmente rilevare se svolgano o non svolgano attività di culto di religione, ma si presume iuris et de iure che tale attività svolgano. Concretamente abbiamo gli enti che appartengono alla gerarchia della Chiesa, le diocesi, le parrocchie, gli istituti religiosi e i seminari. E poi, questo per la legge, poi il Consiglio di Stato ha affermato che sotto la locuzione istituti religiosi si intendono in senso più generale tutti gli istituti di vita consacrata, quindi gli ordini e le congregazioni religiose. Quindi per queste categorie di enti si presume la costitutività ed essenzialità di fini di culto e di religione. Ma quali sono le attività di culto e di religione? In realtà è un novero molto ristretto, alla fine, se ben guardiamo. Se ben guardiamo, l'attività che deve essere svolta in modo costitutivo ed essenziale da parte dell'ente deve essere una di quelle di cui è l'articolo 16, lettera A della legge 222. Quindi sono attività di religione e di culto, quelle dirette appunto alla cura delle anime, al culto, alla formazione del clero, all'educazione cristiana. Sono attività diverse, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e in ogni caso le attività commerciali a scopo di lucro. Quindi, come vediamo, anche attività tipiche, chiamiamole in questo modo, degli enti religiosi, cattolici e non cattolici, possono essere quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura, che sono attività tipiche degli enti religiosi, sono considerate attività diverse da quelle di culto e di religione. Un ente può essere ecclesiastico solamente se svolge in maniera essenziale e costitutiva una delle attività di cui alla lettera A dell'articolo 16 della legge 222 del 1985. Naturalmente, e qui penso che sia quasi inutile sottolinearlo, ma lo evidenzio anche con questa slide, l'ente può svolgere anche altre attività. Può anche svolgere altre attività, nel senso che deve essere svolta in modo costitutivo ed essenziale l'attività di culto e di religione, ma vi possono e vi devono essere altre attività, nel senso che, anzi, la legge stessa, l'articolo 7, ad esempio, della legge 121 del 1985, prevede in maniera esplicita lo svolgimento di attività diverse, quindi di quelli di culto e di religione. E possono svolgere qualunque attività, non solo quelle di cui alla lettera B dell'articolo 16 della legge 222, ma anche altre attività, come evidenzio ad esempio qua, anche quelle commerciali, ad esempio di impresa commerciale, a determinate condizioni, quindi nel senso che siano svolte o appunto senza un lucro oggettivo, quindi con il reinvestimento degli eventuali utili nelle attività istituzionali dell'ente, o addirittura semplicemente con metodo economico, in maniera che i costi siano equiparino i costi. Quindi vi sono quindi l'ente può svolgere attività di tipo commerciale, attività dell'impresa commerciale, naturalmente con alcune condizioni, quali sono quelle che ho appena determinato. Ebbene,
come afferma chiaramente la norma, le attività diverse da quelle di culto e di religione sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tale attività e il regime tributario previsto per le medesime. Quindi le attività diverse sono sottoposte in tutto alla normativa del nostro ordinamento giuridico italiano, perché le riguarda in maniera esplicita. Ciò posto, vediamo rapidamente, ma detto molto rapidamente, quali sono la modalità di riconoscimento, il procedimento di riconoscimento. Fermo restando che, per quanto riguarda gli enti della Chiesa Cattolica, sono previste varie modalità di riconoscimento, seppur il più comune, appunto, è quello concessorio mediante decreto del Ministro dell'Interno. Originariamente era prevista una competenza del Presidente della Repubblica, questa competenza ora è mutata in quello del Ministro dell'Interno. Non sto qui adesso a ricordare, come dire, la complicata procedura anche diplomatica che ha portato al cambiamento di questa norma, però ricordiamo che la competenza ora è del Ministro dell'Interno, in quanto tale quindi la domanda va presentata alla prefettura, quindi in quanto organo periferico del Ministro dell'Interno, che istruisce la pratica e viene indirizzata alla Direzione Centrale degli Affari dei Culti del Ministero dell'Interno. Può essere richiesto un parere facoltativo al Consiglio di Stato. Il parere prima era obbligatorio, poi come sappiamo anche a partire dal 1997 il parere non è più obbligatorio, quindi non è più richiesto obbligatoriamente il parere del Consiglio di Stato, che può essere richiesto facoltativamente qualora la procedura sia particolarmente articolata e complessa. E parere logicamente facoltativo e non vincolante. La personalità viene riconosciuta mediante decreto del Ministro dell'Interno e a cui segue una iscrizione dell'ente stesso nel registro delle persone giuridiche. Quindi l'iscrizione, quindi, che a differenza degli enti di diritto comune, in questo caso appunto non è un'iscrizione di tipo costitutivo, ma meramente dichiarativo. Evidenzio anche qui in una nota che per gli enti delle confessioni diverse dalla cattolica la procedura è molto simile, quindi non sto adesso attualmente a riportare norme che potrebbero soltanto distrarci dall'oggetto principale di questa nostra conversazione pomeridiana. E ricordo soltanto che per gli enti delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, sia che abbiano stipulato un'intesa, sia che il procedimento sia quello previsto dalla legge 1159 del 1929, il procedimento è per molti aspetti analogo, se non addirittura, soprattutto per le confessioni che hanno stipulato intese, identico. A questo punto, individuata la tipologia dell'ente ecclesiastico, e ricordiamo, sto parlando dell'ente ecclesiastico, in generale dell'ente istituzionalmente collegato a una confessione religiosa, quindi possiamo dire dell'ente confessionale, o addirittura, per usare la terminologia della riforma del terzo settore, dell'ente religioso civilmente riconosciuto, soprattutto attraverso l'identificazione dell'ente cattolico, però come ho detto che è un po' l'archetipo della normativa anche per gli enti delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Vediamo adesso come questo ente, l'ente religioso civilmente riconosciuto, abbia un suo ruolo specifico all'interno della riforma del terzo settore. Alla riforma del terzo settore. Come ho detto prima, poco fa, l'ente ecclesiastico svolge alcune attività sue proprie istituzionali di culto e di religione, che deve svolgere in modo costitutivo ed essenziale, ma può svolgere anche altre attività.
anche altre attività. E soprattutto su queste altre attività incide, almeno a mio parere, particolarmente la riforma. Riforma che, soprattutto nel codice del terzo settore, quindi nel decreto legislativo 117 del 2017, nonché nel decreto sull'impresa sociale, incide a delle normative specifiche sugli enti religiosi. Infatti 2 dei decreti legislativi di riforma, come ho detto, il 117 del 3 luglio 2017, che contiene il codice degli enti del terzo settore, e il numero 112, sempre del 3 luglio del 2017, che disciplina l'impresa sociale, introducono nella norma che individua gli enti che possono essere enti del terzo settore o l'impresa sociale, rispettivamente gli articoli 4 e 1, il cui comma terzo disciplina il segmento dell'ente ecclesiastico che può assumere tale qualifica. Quindi, concretamente, la nuova disciplina del terzo settore contiene alcune disposizioni speciali destinate agli enti religiosi civilmente riconosciuti. Enti religiosi civilmente riconosciuti che sono, lo ricordava poco fa anche il professor Pasquale Cerioli, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti dalla Chiesa Cattolica, gli enti civilmente riconosciuti di confessioni religiose che abbiano stipulato un'intesa con lo Stato e la cui intesa sia stata attuata con legge nel nostro ordinamento. Infatti vi sono intese ancora non attuate, come quella con la Chiesa anglicana, e vi sono enti di culto riconosciuti ai sensi della legge cosiddetta sui culti ammessi 1159 del 1929. Ebbene, abbiamo, come ho detto, gli articoli 4, comma terzo del decreto 117 e l'articolo 1, comma terzo del decreto 112 del 2017, sempre del 3 luglio 2017. Ebbene, questo leggiamo un attimo assieme questi articoli che poi sono molto simili l'un con l'altro. Si afferma che agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui l'articolo 5, ossia le attività di interesse generale, a condizione che per tale attività adottino un regolamento in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata che, ove non diversamente previsto e in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente codice e sia depositato nel registro unico nazionale del terzo settore. Per lo svolgimento di tale attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili, di cui è l'articolo 13. Non sto a leggere l'articolo 1 del decreto 112 del 2017, perché è praticamente identico come contenuto all'articolo 4, comma terzo del decreto 117. Quindi entrambi gli articoli, sia quello sugli enti del terzo settore, sia quello sull'impresa sociale, individuano le condizioni perché un ente religioso civilmente riconosciuto possa essere anche considerato pro parte ente del terzo settore o impresa sociale. Quindi abbiamo, a questo riguardo ho fatto questa slide che in un certo senso semplifica il mio discorso. Abbiamo da un lato gli enti religiosi che svolgono un'attività costitutiva ed essenziale di culto e di religione. Quindi, qui ho scritto attività istituzionale, possiamo definire l'attività costitutiva ed essenziale di culto e di religione, che deve essere l'attività principalmente impegnativa dell'ente stesso. Ciò non toglie che l'ente possa svolgere altre attività.
queste attività diverse di interesse generale. Ebbene, queste attività diverse di interesse generale possono essere svolte secondo il regime proprio degli enti del terzo settore o dell'impresa sociale. L'ente può svolgere anche attività diverse non di interesse generale e in questo caso queste attività sono sottoposte al regime ordinario, civile, tributario stabilito per quella specifica attività. Va detto, come vedremo tra poco, che per quanto riguarda attività diverse di interesse generale, e quindi eventuale applicazione del regime sugli enti del terzo settore o sull'impresa sociale, l'ente ecclesiastico non è coinvolto in quanto tale, ma ne è coinvolto un ramo dell'ente ecclesiastico. Ma procediamo con ordine. Abbiamo detto che l'ente, accanto alle attività istituzionali di culto e di religione, quelle individuate dalla lettera A dell'articolo 16 della legge 222 del 1985, deve svolgere anche una o più delle attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del decreto 117 del 3 luglio 2017 o dall'articolo 2 del decreto legislativo 112 del 2017. Attività di interesse generale che sono appunto, sappiamo bene, interventi e servizi sociali, interventi e prestazioni sanitarie, prestazioni sociosanitarie, educazione, istruzione, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o recreative di interesse sociale. Ebbene, alcune di queste attività coincidono con le attività diverse da quelle di religione di culto previste dall'articolo 16, lettera B, della legge 222 del 1985. Istruzione, educazione, cultura, beneficenza, assistenza. Altre invece non coincidono con queste attività, ma coincidono comunque con attività specifiche e caratterizzanti gli enti, ad esempio, della tradizione cattolica. Se prendiamo ad esempio gli enti della Chiesa Cattolica, io sto pensando in questo momento in modo particolare anche alle finalità canoniche dell'ente stesso, è evidente che il codice di diritto canonico, nel momento in cui riconosce, costituisce o approva una persona giuridica nell'ordinamento canonico destinata poi eventualmente ad assumere anche la personalità giuridica di diritto privato, richiede che siano svolte determinate attività. E ad esempio il canone 1254 del codice di diritto canonico consente ai soggetti giuridici canonici di possedere e utilizzare beni temporali e quindi implicitamente essere anche titolari di attività solo ad fines sibi proprios proseguendos, in vista della realizzazione dei fini che sono loro propri. E questi fini sono ordinare il culto divino, provvedere a un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente al servizio dei poveri. In maniera non diversa, il canone 114 del codice di diritto canonico, che qui anche riporto nella mia slide, dopo aver affermato appunto che le persone giuridiche sono costituite ipso iure o per concessione speciale della competente autorità, statuisce che per le finalità ecclesiali si intendono quelle attinenti ad opere di pietà, di apostolato o di carità, sia spirituale sia temporale. Quindi abbiamo quindi una serie, come dire,
risulta chiaro che tra le finalità appunto di cui al canone 114 che abbiamo appena letto sono comprese non solo le attività, come dire, di culto, ma anche quelle prettamente caritative, Tra l'altro ricordiamo che la legge 121 del 1985, che ha reso esecutivo il nuovo concordato, l'accordo del 1984 tra Stati italiani e Chiesa Cattolica, prevede in maniera esplicita all'articolo 2 che la Repubblica Italiana riconosce alla Chiesa Cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa di evangelizzazione e di santificazione, prendendo così indubbiamente atto che le finalità degli enti della Chiesa non sono solo quelle di cui l'articolo 16 della normativa sugli enti ecclesiastici che abbiamo appena letto, ma anche appunto quelle connesse ad esempio a finalità di natura caritativa previste dal diritto canonico e coessenziali alla stessa identità cattolica. Leggo ad esempio un passaggio di un'enciclica di Benedetto XVI: la carità non è per la Chiesa una specie di attività di assistenza sociale che si potrebbe anche lasciare ad altri, ma appartiene alla sua natura, è espressione irrinunciabile della sua stessa essenza. In definitiva, sono indubbiamente, come dire, funzionali al raggiungimento della finalità della Chiesa, non solamente l'attività di quell'articolo 16 della legge 222, ma anche le attività previste dall'articolo 2, numero 1, sempre dell'accordo di Villa Madama. A questo punto, ciò posto, per quanto riguarda le attività di carattere generale, va subito evidenziato che la normativa sul terzo settore permette in un certo senso di recuperare alcune di queste attività tipiche degli ordinamenti religiosi all'interno di una normativa, chiamiamola pure, di diritto comune, cosa che non avveniva invece nella normativa precedente. Soprattutto una normativa di diritto comune più coerente, e questo è il punto essenziale, con la natura degli enti che svolgono queste attività. Ciò posto, vediamo come gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono accedere alla qualifica di ente del terzo settore o ente di impresa sociale. Limitatamente, naturalmente, allo svolgimento di attività di interesse generale, ossia evidenzia ancora una volta come l'ente non è l'ente ecclesiastico in quanto tale che assume la qualifica di ente del terzo settore o di impresa sociale, non è l'ente ecclesiastico in quanto tale, l'ente religioso civilmente conosciuto in quanto tale, ma è il segmento o attività di quell'ente che svolge l'attività di interesse generale che assume la qualifica di impresa sociale oppure di ente del terzo settore. Quindi questo torno a sottolinearlo ancora una volta. Le condizioni sono quelle che abbiamo letto precedentemente nella normativa, quindi le condizioni perché un ramo del terzo settore, scusate, un ramo di un ente ecclesiastico possa essere riconosciuto come ente del terzo settore o impresa sociale. Sono condizioni comuni sia per quanto riguarda l'ente religioso che vuole significa con un ramo, tra virgolette, di impresa sociale, sia l'ente religioso con un ramo di ente del terzo settore. Le condizioni abbiamo detto che sono la presenza di un regolamento, la presenza di un patrimonio destinato, la separazione contabile. Vediamo dettagliatamente queste tre condizioni. Innanzitutto vi deve essere un regolamento specifico per il ramo di attività dell'ente stesso. La forma può essere l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata, quindi può avvenire in entrambe le forme. Per quanto riguarda la pubblicità
del regolamento deve essere depositato presso il registro o, nel caso di impresa sociale, presso il registro delle imprese, entro 30 giorni a cura degli amministratori ovvero del notaio. Il contenuto sono quelli previsti o del decreto legislativo appunto 112 del 2017 e specificati poi più recentemente per iscrizione nel RUNTS anche dal decreto 106 del 2020, sempre nel rispetto della struttura e della finalità degli enti religiosi. Questo è un punto importante che viene evidenziato più di una volta nella normativa, in sintonia anche con l'articolo 20 della nostra Carta fondamentale, a cui faceva accenno prima il professor Pasquale Cerioli, ossia che la specificità della normativa per gli enti religiosi deriva dalla loro struttura specifica, dalla struttura e dalla loro finalità specifica, che ciò non toglie che possono però, per quanto abbiano una struttura e una finalità specifica, che possono perfettamente agire nell'alveo del diritto comune, nel rispetto di quella pluralità ordinamentale e di soggettività specifica del nostro ordinamento. Allora, per quanto riguarda appunto i contenuti, deve essere una specifica denominazione del ramo, senza obbligo, ecco questo qui, gli enti religiosi che svolgono attività del terzo settore, il ramo dell'ente religioso svolge attività del terzo settore, che viene riconosciuto che può essere riconosciuto come ente del terzo settore o come impresa sociale, non deve usare l'acronimo ETS o la denominazione impresa sociale, a differenza invece di quanto previsto ordinariamente per gli enti del terzo settore o per l'impresa sociale. Non vi è quest'obbligo per gli enti religiosi, per il ramo di ente religioso che assume la qualifica di ente del terzo settore o di impresa sociale. Deve essere poi specificata la sede legale, l'eventuale durata, l'attività di interesse generale o le attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto del ramo dell'ente stesso e eventuale altre attività diverse svolte dall'ente stesso. Inoltre deve essere specificamente previsto il divieto di distribuzione degli utili, quindi deve essere specificata l'assenza di lucro soggettivo anche in maniera indiretta, Poi sono previste, devono essere nel contenuto, prevede le norme sull'ordinamento e l'amministrazione del ramo di questa attività, compresi i poteri di gestione di rappresentanza, anche con specifica indicazione delle eventuali limitazioni di controlli interni se previsti dall'ordinamento confessionale. In quanto noi sappiamo che l'ordinamento italiano prevede, ai sensi della legge 222 del 1985 per gli enti della Chiesa Cattolica, che i controlli previsti dal diritto della Chiesa hanno una specifica rilevanza civile. Quindi i controlli previsti dal diritto canonico hanno un loro rilievo civile. Quindi, mentre nel nostro ordinamento è venuto meno il controllo dell'autorità ministeriale sull'attività delle persone giuridiche, l'attività negoziale delle persone giuridiche, nell'ordinamento canonico tale controllo destinato a verificare la conformità dell'uso dei beni alle finalità specifiche ecclesiali, questi controlli hanno una specifica rilevanza nell'ordinamento canonico, sicché se la loro mancanza è causa di invalidità del negozio stesso. La legge usa il termine invalidità, tale invalidità è stata
interpretata come annullabilità, non come nullità. Nel diritto canonico l'atto è radicalmente nullo, nel nostro ordinamento l'atto è annullabile. Quindi il controllo canonico ha una sua specifica rilevanza civile, la mancanza del controllo canonico implica la invalidità del negozio. Però sono rilevanti solamente quei controlli canonici o le limitazioni del potere di rappresentanza dell'ente stesso che risultino o dal codice di diritto canonico, quindi la norma generale dell'ordinamento canonico, quale il codice di diritto canonico, ovvero dagli statuti dell'ente, quali depositati nel registro delle persone giuridiche. Quindi queste sono norme che devono risultare necessariamente, perché l'attività dell'ente ecclesiastico, anche quella diversa dal culto e di religione, è comunque attività dell'ente ecclesiastico, ancorché attività del ramo dell'ente ecclesiastico, è pur sempre attività di un ente sottoposto a controlli confessionali civilmente rilevanti. Nel regolamento deve essere poi identificato il patrimonio destinato all'attività del ramo stesso. Può essere anche un atto distinto allegato allo statuto. E poi devono essere previste le norme sulle scritture contabili e i bilanci separati, nonché norme sulle operazioni straordinarie e le disposizioni sulla devoluzione del patrimonio. A questo riguardo, anche qui, per quanto riguarda la devoluzione del patrimonio, anche qui gli enti religiosi hanno alcune norme specifiche che li riguardano e differenziano rispetto agli enti che religiosi non sono. Ad esempio, il ramo di impresa sociale di un ente religioso è esonerato dall'obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o di perdita della qualifica di impresa sociale. Questo è senso dell'articolo 2,5 del decreto 112 del 2017. Mentre per quanto riguarda il ramo ETS dell'ente religioso, si applica a riguardo invece la disciplina comune con l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo o dell'incremento patrimoniale in caso di perdita della qualifica. Quindi devoluzione o ad altri enti del terzo settore o alla Fondazione Italia Sociale, previo parere dell'ufficio regionale del registro. Quindi questo è un altro punto inquadrabile. Adesso alcune parole per quanto riguarda il patrimonio destinato. Il patrimonio destinato, questo è un punto importante sia dal punto di vista del diritto della Chiesa, sia per quanto riguarda il diritto dello Stato. Ossia, abbiamo detto che l'ente ecclesiastico, se vuole il riconoscimento di un suo ramo, un suo segmento come ETS o come impresa sociale, deve costituire un patrimonio destinato alle specifiche attività di interesse generale. Ebbene, dal punto di vista canonistico, dal punto di vista del diritto della Chiesa, questo patrimonio stabile diciamo che risulta di non facile qualificazione, no? E io ritengo, questa è la mia opinione personale, che il patrimonio destinato può corrispondere in qualche modo alla cosiddetta fondazione non autonoma di cui al canone 1303, paragrafo 1, numero 2 del codice di diritto canonico. Si tratta di quei beni, come ho scritto nella slide, si tratta di quei beni temporali comunque devoluti a una persona giuridica pubblica con l'onere per un ampio spazio di tempo di specifiche funzioni ecclesiastiche o per compiere opere di pietà, di apostolato o di carità, sia spirituale sia temporale, in ragione dei redditi annui. Quindi il patrimonio appunto della fondazione non autonoma è un patrimonio separato
tra gli altri beni della persona giuridica canonica, e destinato a scopi particolari. Va detto che tale norma, il canone 1303, però riguarda solamente le persone giuridiche pubbliche, non riguarda tutte le persone giuridiche ecclesiali. Quindi questo è anche un dato importante che riguarda soltanto un numero, tra virgolette, limitato di persone giuridiche canoniche. Per quanto riguarda, va detto anche che il patrimonio della fondazione non autonoma va anche peraltro distinto dal patrimonio stabile, no? Di cui è il canone 1292, che per patrimonio stabile si intende l'insieme dei beni mobili e immobili necessari alla persona giuridica canonica per esistere e conseguire il proprio fine istituzionale, garantendone l'autosufficienza di tipo economico. Ossia, in definitiva, funzione del patrimonio stabile è di mettere un limite ai poteri dispositivi dell'amministratore in riferimento ad alcuni beni ritenuti essenziali per l'esistenza e la vita della persona giuridica canonica e individuati e assegnati a questa dalla legittima autorità in relazione alle peculiari attività che dovrà svolgere. Quindi la fondazione non autonoma diversa rispetto al patrimonio stabile. Bene, il patrimonio destinato per quanto riguarda l'ordinamento civile, ecco, io penso che possiamo parlare di patrimonio destinato a specifiche attività, ossia assimilabile alla figura del patrimonio destinato a uno specifico affare di cui agli articoli 2447 e seguenti del Codice Civile. È vero che la norma del Codice Civile si riferisce solo ad alcune fattispecie molto specifiche, però è interessante la logica alla base di questa norma, cioè la logica della rottura tra proprietario e beneficiario dei beni. Quindi abbiamo una sorta appunto di segregazione patrimoniale, cui corrisponde anche una limitazione di responsabilità, per cui l'ente risponde delle obbligazioni assunte per lo svolgimento delle specifiche attività solamente con il patrimonio destinato alle medesime attività. Appunto, una sorta, come dire, di trust, chiamiamolo pure in questo modo, no? Quindi una sorta di trust prevista anche dall'articolo 10 del decreto 117 del 2017, che in qualche modo appunto limita la responsabilità dell'ente stesso, limita la responsabilità dell'ente alle specifiche attività, con il patrimonio destinato a quelle specifiche attività. Quindi anche questo è importante da dire. Patrimonio separato implica anche una separazione contabile. Come è stato ricordato, gli enti religiosi civilmente riconosciuti che intendano per un ramo della loro attività assumere la qualifica di impresa sociale o di ente del terzo settore devono tenere delle scritture e un bilancio che siano separati. In realtà non è questa una particolare novità, no? Ricordiamo anche, vorrei qui ricordare ad esempio la disciplina prevista già per le onlus, per il segmento onlus, per essere precisi, di un ente religioso, ossia l'articolo 10,9 del decreto 460 del 1997. Quindi, o ancora ricordiamo come l'ente religioso, che per sua natura non può essere ente commerciale, la qualifica di ente ecclesiastico è incompatibile con quella di ente commerciale, l'ente ecclesiastico che svolge attività commerciali già adesso ha l'obbligo di tenere una contabilità separata per l'attività commerciale effettivamente
svolta, no? Ai sensi dell'articolo 3, comma primo del decreto 460 del 1997 e l'articolo 144 del testo unico delle imposte sui redditi. Quindi questo appunto per agevolare la determinazione dei redditi d'impresa e conferire trasparenza alla gestione. Quali sono quindi le forme di questa contabilità? Va detto che come dire, poco ci viene detto dalla norma su questa attività separata. Io penso che possa applicarsi, ritengo che possa applicarsi anche al riguardo la risoluzione numero 86E del 2002, del 13 marzo 2002, dettata dall'Agenzia delle Entrate in tema di attività commerciale svolta da ente no profit, a tenore del quale il requisito della contabilità separata è soddisfatto nell'ambito di scritture onnicomprensive, ossia con la tenuta di un unico impianto contabile o di un unico piano di conti, a condizione che siano distintamente rilevate le operazioni destinate all'attività istituzionale da quelle relative all'attività commerciale. Analogamente, quindi penso si possa dire che il requisito per gli enti del terzo settore o per l'impresa sociale è soddisfatto nell'ambito di scritture onnicomprensive, ossia con la tenuta di un unico impianto contabile e di un unico piano dei conti, purché siano distintamente rilevate le operazioni destinate all'attività istituzionale da quelle relative all'attività di interesse generale. Quindi la separazione contabile, quindi tra la sfera delle attività generali e la sfera istituzionale, pertanto può avvenire o mediante l'adozione, come ho scritto qua nella mia slide, di due sistemi contabili, uno per l'attività di culto e di religione, l'altro per l'attività del ramo, oppure con conti o sottoconti delle risultanze contabili complessive dell'ente che evidenzino la natura delle poste contabili sottese, quindi sociale, istituzionale o eventualmente anche promiscua. Per quanto riguarda il ramo di impresa sociale, sono previsti o dell'ente del terzo settore che svolga attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, sono previste, vanno tenute le scritture contabili di cui l'articolo 2214 del Codice Civile, quindi in definitiva il libro giornale e il libro degli inventari. Per quanto riguarda il rendiconto, degli enti del terzo settore che abbiano entrate inferiori a 220.000 euro è sufficiente un rendiconto per cassa, mentre per quanto riguarda gli enti del terzo settore che abbiano entrate superiori a 220 è necessario un rendiconto che dia conto, scusate la ripetizione, dello stato patrimoniale con rendiconto gestionale e relazione di missione. Il ramo di impresa sociale dell'ente religioso deve invece redigere un bilancio di esercizio ai sensi dell'articolo 2423 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 2435 del Codice Civile sempre. Bilancio sociale. Allora, è un obbligo per il ramo di impresa sociale ed è d'obbligo per il ramo dell'ente del terzo settore con entrate superiori al 1 milione di euro. In questi casi è necessario anche redigere
un bilancio sociale secondo le linee proprie le linee guida stabilite dal decreto ministeriale 4 luglio del 2019. Per quanto riguarda i bilanci, vi sono alcuni obblighi di pubblicità, alla fine sono quelli ben noti, ossia per quanto riguarda il ramo dell'ente ecclesiastico del terzo settore, deve avvenire mediante deposito del rendiconto del bilancio presso il registro. Per quanto riguarda il ramo di impresa sociale dell'ente ecclesiastico, il deposito del bilancio deve avvenire, come per gli enti commerciali, presso il registro delle imprese. Il bilancio sociale, oltre a questo deposito, necessita anche di una pubblicazione sul sito internet dell'ente. Per quanto riguarda altre forme di pubblicità, per quanto riguardano quelle dell'eventuale emolumenti a componenti degli organi dirigenti, qualora il ramo dell'ente del terzo settore abbia entrate superiori a 100.000 euro, deve essere pubblicato sul sito internet anche eventuali emolumenti a componenti dirigenti. Vediamo adesso alcune rapide pennellate, adesso verifico un attimo l'ora, scusate, abbiamo ancora qualche minuto, riguardante l'iscrizione al registro delle persone, degli enti del terzo settore, registro unico nazionale del terzo settore, alla luce del decreto ministeriale 106 del 2020, un decreto, come ben sappiamo, molto recente al riguardo. Allora, l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore avviene su presentazione di domanda da parte del legale rappresentante del ramo dell'attività di interesse generale o di un suo delegato. Deve essere presentato all'ufficio regionale del registro che sia competente in base alla sede dell'ente stesso, e alla domanda deve essere allegato l'atto con il quale la competente autorità religiosa autorizza l'iscrizione al registro o dichiara che tale autorizzazione non è necessaria. Ossia, come si richiede una autorizzazione canonica perché l'ente canonico possa richiedere l'iscrizione nel registro, possa richiedere il riconoscimento come persona giuridica civile, come ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, uno dei requisiti appunto è questo, o addirittura deve essere l'autorità ecclesiastica competente che presenta istanza di riconoscimento civile. Così, per chiedere l'iscrizione al registro unico nazionale terzo settore è necessario che la domanda di iscrizione presentata dal legale rappresentante dell'ente sia autorizzata dall'autorità ecclesiastica competente. Quindi, proprio perché, anche perché si tratta, canonisticamente parlando, di un atto di straordinaria amministrazione, che come tale deve essere autorizzato dalla competente organismo canonico. Quindi abbiamo una necessaria, un ulteriore e necessario legame con l'autorità ecclesiale, dovuto proprio alla natura canonica stessa. Abbiamo ancora una sorta di rilevanza del diritto canonico. Trattandosi di atto di straordinaria amministrazione, è necessario l'intervento dell'autorità ecclesiale. Tra l'altro questo era previsto anche per quanto riguarda le onlus. Anche per quanto riguarda le onlus, il decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana in materia amministrativa prevedeva appunto che vi fosse una necessaria autorizzazione.
quindi concretamente il numero 71 dell'istruzione in materia amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana. Quindi, infatti, era considerata come attività di straordinaria amministrazione la costituzione di un ramo di attività onlus, come tale da autorizzarsi. Logicamente, in forma analoga può essere considerata atto di straordinaria amministrazione la costituzione di un ramo di ente del terzo settore di impresa sociale. Poi dalla domanda di iscrizione devono risultare poi altri dati che però adesso riporto qui nella slide, ma che non sto adesso a ricordarvi per non, come dire, confondere ulteriormente. Volevo soltanto, più che riassumere, ricordare brevemente ancora altre disposizioni speciali per gli enti religiosi che abbiano un ramo di ente di impresa sociale o di ente del terzo settore, perché i due decreti, il 112 e il 117, prevedono anche delle altre norme speciali qualora l'ente sia caratterizzato dal fatto di essere ramo di ente religioso civilmente riconosciuto. Innanzitutto, gli associati o gli aderenti non hanno il diritto di esaminare i libri sociali, il diritto che spetta invece agli associati o agli aderenti degli altri persone, degli altri enti del terzo settore. Non si applica la disciplina attinente alla denuncia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo di fatti eventualmente censurabili. In caso di ramo di impresa sociale, l'ente non è tenuto a istituire, come lo sono invece tutti gli altri enti impresa sociale, meccanismi di consultazione e partecipazione per consentire ai lavoratori e agli utenti di esercitare un'influenza sulle decisioni relative all'attività dell'impresa sociale. Quindi non vi è questa copartecipazione. Vi è poi l'articolo 13 del decreto 112 del 2017, prevede poi una applicazione specifica in tema di lavoro dei religiosi, nel senso che le prestazioni prestate gratuitamente religionis causa non hanno rilievo ai fini dei limiti e non soggiacciono agli obblighi relativi al ricorso all'attività di volontariato da parte dell'impresa sociale. Quindi non vanno, tra virgolette, contabilizzate. Non vanno contabilizzate. Quindi un religioso che lavora gratuitamente per il ramo di impresa sociale di un ente ecclesiastico non rientra nel computo dell'attività di volontariato, detto in parole povere. Brevemente, per concludere, i profili fiscali, che qui riassumo in maniera molto sintetica, però che avrete già, come dire, percepito, intuito da questa nostra chiacchierata. Innanzitutto abbiamo detto che l'ente religioso è un ente non commerciale. La qualifica di ente religioso è incompatibile con quella di ente commerciale. Ciò non toglie che l'ente religioso, come ho detto all'inizio di questa mia conversazione, possa svolgere anche attività di tipo commerciale, purché appunto o vi sia un mero lucro oggettivo oppure svolte con metodo economico. In ogni caso, l'ente religioso è ente non commerciale. L'ente non commerciale svolge attività di culto di religione, innanzitutto, in maniera costitutiva ed essenziale. E dal punto di vista fiscale, queste attività di culto di religione sono equiparate all'attività di beneficenza o di istruzione. Quindi sono equiparate normativamente le attività di culto di religione alle attività di beneficenza o di istruzione, ricevono il medesimo trattamento fiscale.
Poi l'ente può svolgere attività di interesse sociale, di interesse generale, che possono essere svolte sia dal ramo di ente del terzo settore, come ripete l'articolo 79 del codice del terzo settore, sia dal ramo di impresa sociale. Attività che possono avere natura commerciale o, come sappiamo, non commerciale. Quindi sappiamo bene che sono catalogabili come non commerciali le attività di interesse generale di quell'articolo 5 quando sono svolte a titolo gratuito o dietro pagamento di un corrispettivo non superiore ai costi effettivi. Una volta si parlava appunto dell'articolo 143 del TUI, ricordiamo parlava di costi di diretta imputazione, tenuto conto dei contributi della pubblica amministrazione qualora si tratti di attività convenzionate e salvo eventuali importi di partecipazione a spesa previsti dall'ordinamento. Le attività di quel comma 2, quello che abbiamo appena letto, si considerano non commerciali se gli incassi non superano di oltre il 5% i relativi costi per ciascun periodo di imposta e per non oltre 2 periodi di imposta consecutivi. Poi vi sono alcune attività, come ben sapete, perché sono detassate e così via. Però, adesso non stiamo a distinguere che senz'altro avete dedicato ampio spazio in questi vostri incontri alla natura non commerciale o commerciale dell'attività. Questo va detto che va riportato quanto già ben sapete in materia, per dire come anche il ramo ETS o quello di impresa sociale possono svolgere attività di tipo commerciale o attività di tipo non commerciale, sottoposte ognuna a uno specifico regime fiscale. Abbiamo poi le attività diverse che non sono di interesse generale e queste, come abbiamo detto, sono sottoposte al regime tributario specifico e ordinario di quell'attività. Quindi l'ente può svolgere anche attività diverse non di interesse generale, in questo caso queste attività sono sottoposte al regime tributario ordinario di quella attività specifica. Quindi questo è, come dire, il quadro fiscale generale di un ente religioso. Quindi non è considerato ente non commerciale, che può svolgere attività di culto e di religione, le quali sono equiparate a attività di beneficenza e di istruzione dal punto di vista fiscale, può svolgere attività di interesse generale, sottoposte ora al regime commerciale, ora quello fiscale non commerciale, può svolgere attività diverse non di interesse generale, sottoposte al regime tributario ordinario per quella specifica attività. Io qui termino, io vi ringrazio, non so se vi sono qualche domanda, io sono qua a vostra disposizione per qualunque intervento. Grazie al professor Bettetini, se magari l'ospite mi dà lo start video, sono stato escluso. Grazie Andrea, veramente. Figuratevi. L'esposizione veramente, devo dire, esaustiva e appagante. Ora, ci sono delle domande e chiederei al professor Bettetini la disponibilità. Sì. Anzitutto c'è la domanda di, tra l'altro sono anche domande che profondamente sono collegate tra di loro. E quindi io le espongo tutte e due, perché Giovanni Franciosi chiede se nella determinazione del patrimonio separato il notaio deve verificare la sussistenza dei 30.000 euro ai sensi dell'articolo 22 del codice. L'altra è collegata ma molto profondamente ed è una domanda un po' da 1 milione, come si dice. L'ente ecclesiastico potrebbe essere soggetto a fallimento per la parte commerciale. Ecco, lascio ad Andrea Bettetini. Va bene. Allora,
Sì, allora, per quanto riguarda la prima domanda, una domanda oggettivamente in cui non mi sono mai, come dire, mai imbattuto, io penso che il notaio debba verificarlo perché debba attestare la veridicità, quindi penso che debba attestare effettivamente la sussistenza dei 30.000 euro, penso senz'altro di sì. Per quanto riguarda il fallimento, questo è un problema molto ampio, su cui soffermarci penso forse richiederebbe un intero pomeriggio in un certo senso del terzo settore. Quello che posso dire io brevemente è che la giurisprudenza di merito, non vi sono ancora pronunce di Cassazione sul punto, la giurisprudenza di merito è favorevole al fallimento del ramo imprenditoriale dell'ente ecclesiastico. Quindi, però salvaguardando sempre la finalità di culto e di religione. Non a caso la giurisprudenza di merito fa al riguardo riferimento a quel concetto di patrimonio stabile a cui mi sono anch'io riferito poc'anzi, ossia quel insieme di beni in un certo senso inattaccabili negozialmente, che costituiscono anche, come dire, il minimum necessario all'ente perché possa conseguire le sue finalità di culto e di religione. Ebbene, la giurisprudenza ha affermato che quei beni sono inattaccabili da parte dei creditori dell'ente stesso. Quindi, per questo è necessario, come ricordavo poco fa, anche tenere una contabilità separata tra le attività istituzionali di culto e di religione, che identifichi chiaramente il patrimonio inattaccabile, dall'attività che di culto e di religione non sono. Quindi identificando invece anche identificando anche il patrimonio, tra virgolette, attaccabile. Va detto che per quanto riguarda, come ben sapete, l'impresa sociale, l'ente ecclesiastico che svolge attività di impresa sociale, il ramo di ecclesiastico non può essere sottoposto a liquidazione coatta per esplicita norma. Quindi non può essere sottoposto a liquidazione coatta. L'ente ecclesiastico, il ramo dell'ente ecclesiastico che svolge attività di impresa sociale. Quindi è importante, quindi a questo punto ritengo quello che dicevamo prima, determinare chiaramente qual è il patrimonio dell'ente destinato all'attività di impresa e qual è quello destinato alle attività istituzionali. E a questo riguardo la giurisprudenza, lo ricordo ancora una volta, ha chiarito che il patrimonio istituzionale non può essere aggredito dai creditori, può essere aggredito l'eventuale patrimonio destinato all'attività di impresa. È poi un tema, questo anche in divenire. Io sono, devo dire sinceramente, personalmente abbastanza d'accordo con questa giurisprudenza di merito, perché appunto, come dire, chi fa attività di impresa deve assumersene anche la responsabilità e quindi con le conseguenze patrimoniali anche ad esse susseguenti. Altri miei colleghi ritengono invece che l'ente ecclesiastico, anche se svolge, anche il ramo dell'ente ecclesiastico che svolge eventuali attività di impresa, non può invece fallire per la natura stessa dell'ente ecclesiastico. Io ritengo invece che può essere soggetto a certe procedure concorsuali, rispettandone sempre la natura, quindi gli organi non possono essere sostituiti evidentemente e così via. Grazie per la risposta. Penso che il professor Bettettini alludesse per esempio all'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto che fa attività di tipo alberghiero, certo, dove interpreto dove per esempio la casa religiosa che ha il convento, ha l'edificio aperto al pubblico culto, è chiaro che questi beni non possono essere attaccati,
però magari l'immobile dove si svolge l'attività alberghiera oppure l'attività ospedaliera. Ospedaliera, certo. Ospedaliera ci sono dei precedenti poi delle commissioni tributarie e anche della commissione tributaria centrale, non con riferimento al fallimento, ma con riferimento all'imposizione tributaria. Se posso aggiungere, se posso inserirmi, ecco, l'importante è che l'ente ecclesiastico tenga comunque come non prevalente l'attività commerciale, perché se dovesse essere prevalente la sua natura ne sarebbe snaturata e quindi si potrebbe addirittura raggiungere una revoca del riconoscimento della personalità giuridica dell'ente ecclesiastico come tale. Un ente privato di quella natura poi può essere sottoposto a tutte le ulteriori evenienze e soprattutto bisogna verificare che non ci sia la costituzione di un imprenditore di fatto nell'ambito di attività dell'ente ecclesiastico. Per il resto anch'io sono d'accordissimo col professor Bettettini, col professor Miele, direi che è escluso che possano esserci dei poteri di sostituzione degli organi di amministrazione dell'ente, quindi non si potrà mai nominare un curatore, ovviamente, perché la parte, diciamo, di amministrazione è coperta da un principio di autonomia, come riflesso costituzionale degli articoli 7, primo comma e 8, secondo comma. Diverso il caso se l'ente ecclesiastico diventa un imprenditore di fatto, che allora si espone a tutte le evenienze del mercato, alla salvaguardia chiaramente delle garanzie dei creditori. Ma a quel punto non è già più ente ecclesiastico. Ma a questo punto non è più ente ecclesiastico. Non è più ente ecclesiastico perché naturalmente da un lato c'è la necessità di salvaguardare il principio dell'autonomia e della distinzione degli ordini. Certo. Dall'altro però c'è anche il principio della, impropriamente cito, no? La par condicio creditorum. Certo, anche quello è un interesse sociale, anche quello, evidentemente. Cioè un creditore non può essere distinto a seconda del fatto che il suo debitore sia eccetera, eccetera. Allora, un'altra domanda qui che mi sembra specifica, però interessante, chiede se un'associazione pubblica di fedeli a carattere religioso, con personalità giuridica, quindi suppongo un'associazione riconosciuta ex articolo 10 della 222. Sì. Ecco, è una domanda anche questa molto ampia. È opportuno aderisca alla riforma oppure no? Se magari il professor Bettettini può dare dei principi generali. Io posso dare senz'altro dei principi generali, opportuno o no aderire alla riforma, dipende, io direi essenzialmente dal tipo di attività che svolge questa associazione. Quindi è evidente che bisogna verificare innanzitutto quale attività svolge questa associazione, se rientrano tra le attività di interesse generale, sociale, previste dai decreti di riforma, innanzitutto. Perché, come dire, cambiare lo statuto per, come dire, obbligare l'ente, tra virgolette, a svolgere un'attività che magari non svolgeva solo per fargli assumere la qualifica di ente del terzo settore, mi sembra una forzatura istituzionale innecessaria. Quindi bisogna vedere se effettivamente svolge una di queste attività, da un lato. Dall'altro deve verificare anche se, come dire, fiscalmente e dal punto di vista, come dire, di opportunità alla fine, e anche magari dal punto di vista semplicemente contabile gli conviene, se gli conviene aggiungere come dire, un ramo al proprio ente, oppure conviene continuare a esistere come finora ha esistito. Quindi questo in realtà bisogna guardare sia l'attività svolta dall'ente, sia la realtà, come dire, fiscale dell'ente stesso, se ne può trarre o no dei vantaggi fiscali dall'assumere la nuova qualifica, tenendo conto che la maggior parte di questi vantaggi già in realtà l'ente li può assumere per la sua attività del culto, di religione, di beneficenza e di assistenza. Quindi in realtà, non conoscendo lo specifico, è difficile poter dare, lo dico sinceramente, un parere al riguardo, un consiglio. Sinceramente sono un po', diciamolo pure, in difficoltà. Bisogna guardare, l'unica cosa che posso dire, qual è l'attività realmente svolta dall'ente, questa attività rientra tra quelli di carattere generale, allora ci si può pensare. Se
l'attività svolta da questa associazione pubblica non rientra tra quelle di attività generale, è inutile, penso, richiedere un cambiamento così radicale all'ente stesso. Grazie. Cerco di condensare le domande perché vedo che ci sono delle persone che fanno delle domande stringenti. Ecco. Chiedo al professor Bettetini la sempiterna questione molto presente nella realtà sociale del Lombardo-Veneto, la sempiterna questione della parrocchia che gestisce la scuola paritaria. Sì. È una domanda evidentemente essenziale questa e che trova un riscontro nel sostrato sociale, ripeto, del Lombardo-Veneto veramente importante. Bene, la parrocchia, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, può accedere al terzo settore in relazione alla scuola paritaria? Allora, questo è un problema interessante, no? Lo dico sinceramente, su questo tema io personalmente non ci ho riflettuto e quindi, però, diciamo di primo acchito direi sinceramente di no, in quanto vuol dire, non mi pare, vuol dire, senz'altro rientra tra le attività di interesse generale, sono quelle di educazione, però a quel punto non so, e qui questo va studiato il tema, quindi non l'ho studiato, se la qualifica di scuola paritaria possa essere compatibile con quella di ente del terzo settore. Questo sinceramente non lo so, quindi bisogna, vuol dire, sinceramente, scusate, io preferisco non rispondere in quanto mi mancano alcuni elementi, vorrei studiare alcuni, come dire, vorrei studiarlo un po', è un tema interessante che però come tale va studiato. Non so se tu, Pasquale, puoi dire qualcosa al riguardo? O... Dipende dalla gestione della scuola paritaria, cioè come Sì. nasca, se nasca con perseguimento di finalità generali e non commerciali, oppure al di là della distribuzione del lucro, che è un determinante come verifica, quell'attività sia comunque un'attività volta almeno alla copertura dei costi, quindi sostanzialmente comunque commerciale. Quindi io condivido quello che dici, bisognerebbe capire com'è strutturata la gestione della scuola paritaria. Io ho qualche perplessità, francamente. Sì, no, anch'io, appunto, per quello, anche a me mi sembra che c'è una certa, come dire, incompatibilità, però non so, chiediamo forse anche al dottor Perego, forse devo intervenire anche lui al riguardo. Grazie professore. Grazie. Sì, è una cosa che indubbiamente concordo con la vostra opinione, va valutata molto attentamente caso per caso, per cui è difficile dire se è possibile o no la qualificazione del ramo come ente del terzo settore. Certamente se fosse svolto con modalità commerciale si potrebbe addirittura ipotizzare la qualifica non semplicemente di ramo del terzo settore ma di ramo di impresa sociale. Qualora appunto ce ne siano le caratteristiche dal punto di vista soprattutto della metodologia economica. Poi su come valutare questa metodologia economica si apre un'altra questione molto appunto, questo è certo. Ci sono i famosi criteri IMU o i criteri previsti dal testo unico di imposte sui redditi che, come sappiamo, in materia scolastica sono ampiamente diversi, quindi assolutamente concorde che va valutato caso per caso. Ecco. Sì, assolutamente sì. Allora, se posso dire una parola certo. che deriva dalla mia esperienza di valutazione di alcuni statuti nati dopo il concordato del 29 e molto presenti nella realtà del Veneto, e gli statuti delle fondazioni per la dottrina cristiana. Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che supplivano all'incapacità dell'ente chiesa parrocchiale e del beneficio parrocchiale. Venivano costituite queste fondazioni nelle quali l'elargizione delle prestazioni era sostanzialmente gratuita. Ora, è vero che col codice del terzo settore bisogna fare una nuova valutazione, però è anche vero che la Cassazione dice, fino ad ora, dice qualcosa di chiaro, che quando si agisce in modo tale per coprire interamente i costi,
eccetera, eccetera, eccetera. Ora, potranno esserci degli sviluppi giurisprudenziali sulla base del codice del terzo settore che però per ora, come ha detto prima il professor Bettetini in relazione al fallimento degli enti del ramo di attività degli enti ecclesiastici, la Cassazione ancora non c'è arrivata. Forse il professor Bettetini prima faceva riferimento ad esempio alla pronuncia del Tribunale di Nola che dice appunto che il fallimento è possibile. Le due cose sono, mi pare, legate. Forse siamo arrivati al capolinea, però c'è il nostro ascoltatore e qui presente Mario Puppoli che fa la domanda: come si rileva la prevalenza? Ecco, se magari può esplicitare questa domanda. E anche chiede Mario Puppoli se sia sempre utile tenere il libro degli inventari indipendentemente dal regime contabile adottato. Rispondo? Prego, sì, prego. Allora, per quanto riguarda il libro degli inventari, no, quello è comunque senz'altro utile tenerlo, insomma, quindi non obbligatorio, lì dove non è obbligatorio, comunque senz'altro utile tenerlo, quindi quello senz'altro, almeno per la mia esperienza, meglio avere una chiarezza dei beni dell'ente stesso, quindi questo senz'altro, quindi conviene senz'altro. Per quanto riguarda la prevalenza, bisogna, anche qui non è che ci siano dei criteri, come dire, come ricordavo poco fa anche il dottor Perego, ci sono, ad esempio per quanto riguarda l'attività, la misurazione fiscale, a volte ci sono dei criteri molto, a volte eterogenei, stabiliti per le diverse categorie, quindi guardare esattamente, bisogna guardare da un lato lo statuto dell'ente, quindi in un certo senso prima cosa da guardare allo statuto dell'ente stesso, cosa l'ente dice di se stesso, e dopo verificare come se e come questa attività è effettivamente svolta dall'ente stesso. E dottore, lei stesso, dottor Perego, poco fa illustrava alcuni di questi, come dire, criteri. Se li vuole ricordare anche al dottor Perego riguardo anche quelli dal punto di vista fiscale, ad esempio, quali sono gli strumenti che utilizza il fisco, che sono molto interessanti. Qui appunto, come dicevamo, si apre un grande tema, perché appunto la valutazione della natura commerciale o non commerciale varia a seconda dell'imposta, purtroppo, nel senso che certamente per quanto riguarda il testo unico delle imposte sui redditi ci sono sostanzialmente in prima battuta una valutazione di tipo qualitativo e solo in seconda battuta una valutazione di tipo quantitativo, cioè delle risorse, chiamiamole vagamente così, risorse imputabili all'una o l'altra attività, quindi si guarda quel riferimento. Per quanto questi criteri, dice appunto l'articolo 149 del TUIR, ultimo comma, non si applicano agli enti ecclesiastici, quindi lasciando aperta la possibilità di valutarli secondo altri criteri. Mentre per quanto riguarda il tema per esempio dell'IMU, sì, abbiamo poi altri criteri diversi. Si valutano, si fa riferimento al cosiddetto costo medio standard, che è quello che, cioè sostanzialmente quanto costa uno studente in una scuola pubblica corrispondente come diciamo classe di frequenza. Quindi ecco, i criteri sono molto vari. Certo, come diceva lei professore, bisogna combinare due elementi, due valutazioni, una di tipo qualitativo, quindi cosa lo statuto individua come attività principale, e poi il criterio quantitativo. Sì, io se posso aggiungerei anche la verifica che poi i proventi dell'attività diversa da religione di culto siano utilizzati al fine diretto, direi, di finanziare l'attività core dell'ente stesso. Quindi dietro queste, insomma, verifiche si può nascondere, ed è capitato, può capitare, una natura fraudolenta, diciamo così, della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, che copre una realtà invece sostanzialmente commerciale. Quindi
Se i proventi dell'attività, diciamo così, diversa sono utilizzati direttamente, e questo è verificabile, ai fini di ingrandire e di rendere più solido il perseguimento dei fini di religione e di culto, è un conto. Se invece i proventi rappresentano soltanto una forma di patrimonializzazione che rimane in sé così e poi può snaturare l'ente stesso, avrei delle perplessità sulla prevalenza. Cioè, se l'ente guadagna per diventare ricco tout court, ho delle perplessità. Se l'ente guadagna per diventare ricco affinché la ricchezza sia devoluta agli scopi principali dell'ente, sia reinvestita, ho meno, certo, ho minori perplessità, senz'altro. Anche perché è pieno di operazioni di carattere commerciale, finanziario e societario operate dagli enti ecclesiastici. Le vediamo, io in studio le vedo. Va bene. Mi pare che non ci siano altre domande, noi siamo andati oltre il limite temporale che ci eravamo dati. Che cosa devo dire? Beh, dico incidentalmente che il prossimo incontro sarà venerdì prossimo e ci sarà il capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza, il generale Michele Dell'Agli, che ci intratterrà sull'azione della Guardia di Finanza nel contesto del terzo settore. Non so se il generale Dell'Agli parlerà anche dell'accertamento sull'attività commerciale degli enti ecclesiastici, però questo non lo posso prevedere, non ho queste capacità. E ringrazio veramente sia il professor Andrea Battitini, sia il professor Ilia Pasquali Cerioli, sia per i loro interventi, sia poi anche per gli stimoli ulteriori e successivi che hanno dato. Questo ci conferma sulla bontà dell'iniziativa di questo ciclo che, benché arrivato in maniera un po' costretta, un po' limitata, ha rivelato tutta la sua utilità e tutto il suo interesse. Grazie ancora quindi ai due colleghi, ai due professori Andrea e Ilia. Ringrazio poi tutti quelli che hanno partecipato e vi auguro un buon fine settimana lungo perché arriva fino all'8 dicembre. Grazie a voi. Buona serata a tutti. Buonasera a tutti. Grazie, Grazie a voi tutti dell'invito e grazie, a presto. Grazie a voi. Arrivederci, a presto. Grazie, arrivederci. Grazie.